Sesta corsa, premio Ania, è il centrale di oggi per buoni cavalli anziani, sono in sei dopo il ritiro di Dancelli. 1 a grado Francesco Di Stefano, 2 Attenti al Lupo, Tommaso Gambino, 3 Ubico Castenada, Marco Volpato, 4 Zelia, CC SM, Antonio Di Nardo, 5 Ziguli dei Greppi, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. In seconda fila 7 Bat Host, Alessandro Muretti. Vediamo, stanno andando tutti a rete. Batost si tiene largo, evidentemente non apprezza la scia di Agrado, probabilmente preferisce quella di Ubico Castenada. Stacco della macchina, l'errore di Attenti al Lupo. Parte svelto Agrado su Ubico Castenada che cerca di scavalcarlo, poi Zelia CCSM, ma Francesco Di Stefano riesce a rientrare. E quindi un po' sorpreso al comando Agrado. Di fuori Ubico Castenada, mentre filtrato bene dalla seconda fila Battos, 14,5 i primi 200 metri. In terza posizione lungo la corda è Ziguli dei Greppi, mentre dietro a Ubico Castenada che è rimasto di fuori è Zelia CCSM, a cui forse tatticamente è venuta come non ci si aspettava. Intanto 29,6 i primi 400 metri con Agrado che tireremo in barca, con Ubico Castenada di fuori scoperto su Zelia CCSM che preferisce rimanere nella scia, ma ora accenna a spostare in terza ruota. Intanto ancora una frazione lenta, addirittura 16,3 per la curva, viene fuori 46 scarsi per i primi 600 metri e ora Antonio Di Nardo decide che è il momento di andare a far match con Agrado che da par suo risponde. Poi Batost che segue molto interessato il duello fra i primi due, viene fuori 1 minuto e appena abbondante per il primo giro, ma 14,2 qui davanti alle tribune con Zelia CCSM che va a premere su Agrado. Ancora un'altra frazione veloce in 13,9, viene fuori un 14 tondo tondo per il primo chilometro con Zelia CCSM che insiste al largo. Agrado risponde, Batost si frega le mani dietro i due, poi ancora Ziguli dei Greppi, retta di là passata in 13,7, ritmo arroventato con Zelia CCSM che mette mezza testa davanti all'avversario, Batost che si prepara, Agrado che cerca ancora di reagire. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione. Agrado, Zelia e Batost che sposta in terza ruota, retta d'arrivo, sembra battuto Agrado, Batost che spunta a centropista ed è Batost che viene a vincere nettamente su Agrado. Terzo Zelia CCSM su Ziguli dei Greppi, addirittura 27,6 e 28,5 l'ultimo giro. Poco più di 56 l'ultimo giro di Batost, ma tanto di cappello anche Agrado che ha respinto Zelia CCSM, poi non ha potuto far niente sullo spunto fresco del figlio di Pascia l'Est che viene a vincere con Alessandro Moretti. Il training è quello di Gennaro Casillo per la scuderia Rosso Crociata, che vengono a vincere questo centrale bolognese davanti a Agrado e Zelia CCSM.